Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. La puntata di questa sera è una puntata particolare perché racconteremo la vita dell'ospite che ho l'onore di avere qui con me in questa serata e di tutto quello che ha fatto per la sanità della nostra nazione, perché ha lavorato non solo in Veneto ma anche in Trentino e in altre parti, e l'ospite in questione è il dottor Luciano Fror. Buonasera dottore. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie di essere con noi, sarà una puntata lunga, interessante e conoscitiva magari per chi non ha avuto l'onore o la fortuna di conoscere il dottor Fror. Le faccio vedere il titolo che ho messo, una vita dedicata alla sanità. Le piace come titolo? Tra poco lo vedrà, eccolo lì. Le piace o vuole che lo correggiamo? Beh, uscito dal liceo io mi sono occupato sempre di sanità perché ho fatto medicina, mi sono specializzato, ho avuto alcune esperienze sul territorio. Prima di arrivare in ospedale, dall'inizio degli anni 90 sono entrato in ospedale a Padova e sono sempre stato nelle direzioni o di ospedali o di USL. Quindi è giusto il titolo? Ho dedicato, dal punto di vista professionale, ho dedicato una vita dedicata. E allora andiamo a conoscere questa vita dedicata. Senta, dottor Fror, inizio proprio con questa chiacchierata. Avrebbe mai pensato lei, appunto dopo essersi laureato a Padova, di fare quella carriera prestigiosa che lei ha fatto? L'avrebbe mai pensato? Ma l'ha pensato chi mi ha suggerito di fare questa strada, perché io ero indirizzato su una strada più clinica e qualcuno mi ha detto ti vedrei bene nella direzione dei servizi sanitari, il mio professore dell'epoca che mi consigliò di intraprendere dopo la laurea in medicina una specializzazione di igiene di 4 anni dedicata alla gestione degli ospedali e dei servizi sanitari. E quindi era già la partenza è stata proprio questa per fare quello che ha fatto? Ho fatto dopo la laurea, ho fatto la specializzazione per fare questo e il mio primo lavoro è stato in direzione sanitaria dell'ospedale. Adesso lo leggiamo all'inizio, l'ho qui sul curriculum. Dunque dal 1995 al 1998 presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento con incarico di responsabile del servizio garanzia di qualità. Cosa vuol dire servizio di garanzia di qualità? Ma quello era il momento in cui eravamo passati dalle USL alle aziende e le aziende avevano al loro interno un'articolazione che si preoccupava di misurare la qualità di quello che fai. Nasceva in quel periodo, io avevo fatto esperienza a Padova perché prima di andare a Trento avevo lavorato all'ospedale di Padova, avevo fatto esperienza proprio sul fatto che la qualità declina una serie di indicatori e aspetti gestionali che a volte possono aiutare anche a fare scelte. Poi un anno praticamente diventa dirigente medico presso l'assessorato alla sanità della provincia di Trento dal 99 al 2000. Dal 2003 al 2007 diventa direttore sanitario dell'azienda ospedaliera dell'Universitaria di Verona e dal 2001 al 2002 direttore sanitario dell'azienda US numero 20 di Verona. Io dal 2008 al 2009 direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Dall'aprile del 2010, posso sbagliare qualche data, mi perdoni, direttore della cura e riabilitazione azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. Dal 1° 10 direttore dell'ospedale di Trento. Dal 2011 direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, dal 18 aprile 2010 direttore della cura di riabilitazione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e poi nel 2016 commissario dell'azienda ospedaliera di Padova, sempre nel 2016 dal 1 febbraio commissario, dal 9 agosto direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova e dal 2020 direttore generale della sanità della regione Veneto. Mica male. Beh, Cosa dice? Se dovesse farsi lei l'intervista cosa direbbe? Mica male, no? No, io sono molto soddisfatto delle possibilità che ho avuto e anche delle esperienze che ho maturato e che mi hanno permesso di andare avanti, perché io sono diventato direttore sanitario, io ho fatto 10 anni direttore sanitario, 10 anni direttore generale. Ero abbastanza giovane quando sono diventato direttore sanitario,
ma mi volle con lui una persona che conoscevo, avevo lavorato insieme qua a Padova, e mi chiamò a fare il direttore sanitario dandomi anche molta fiducia, avevo 42 anni. Ricordo quel momento anche come un momento di grossa sfida personale, cioè ti confronti con organizzazioni abbastanza grandi, con persone magari che non conoscevi, tu sei in un'area nuova, con un lavoro nuovo, però io ho sempre avuto un po' la passione di studiare. Senti, faccio delle domande non belle perché uno dice si mette d'accordo. No. Per diventare ci vuole la spinta, ci vuole la bravura della persona, perché tanti dicono, dottor Flor, uno arriva primario perché è la politica che lo porta, lei sa benissimo, sono nelle cronache dei giornali che si dice dovrebbe andare quello che è bravo, non quello che è, tra virgolette, consigliato o spinto da quello. Ecco, com'è sotto questo punto di vista la sanità? Va davvero il più bravo oppure va anche colui che un attimino, insomma, è visto bene, definiamolo così? Ma guarda, io fino alla... No, parlo in generale, dopo ti chiedo vi dico personalmente. subito. Io ho iniziato e ho fatto regolari concorsi all'inizio della mia carriera e poi ho sempre avuto la possibilità di salire un gradino perché qualcuno mi chiamava. Io ho sempre avuto la passione per questo lavoro e anche per lo studio. Ho sempre cercato di essere molto realista, ma se dovessi, credo, trovare una motivazione, io ho lavorato tanto con persone che conoscevo e mi conoscevano, e quindi credo il rapporto anche di fiducia che nasce su questi incarichi che sono a chiamata era legato al fatto che uno si prende un collaboratore perché ci crede e perché sa che ci va d'accordo e perché sa come lavora. E perché sai che è bravo anche, no? Ma insomma, la bravura la Se si devo vede... prendere qualcuno con me cerco di prendere uno bravo, al di là che lo prendo perché lo conosco, ma anche perché è bravo, presumo. Beh, la bravura, credo che ci sono diversi modi per misurarla, a me piace pensare che sia più misurata con i risultati che con gli obiettivi. Senti, tutte le cariche che lei ha avuto, che sono davvero notevoli, perché il suo curriculum dice questo, cosa ha cambiato lei nella sanità a Trento, a Verona e a Padova? Si ricorda in particolar modo, lasciamo stare il momento del Covid perché poi lo approfondiremo in maniera molto riservata, uso questo termine. Lei cosa ha cambiato, dottor Flor, nella sua vita, nella sua professione, con tutti gli incarichi prestigiosi che lei ha avuto? Ma io ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha sempre sostenuto e seguito, e ho sempre avuto la fortuna di lavorare in un ambiente in cui ho creato condizioni favorevoli e buoni rapporti con le persone con cui lavoravo. E ho sempre chiesto, noi siamo qui per migliorare. Ai miei collaboratori e a tutti, insomma, ogni tanto mi prendono in giro perché dicevo, siamo capaci di fare più uno? Perché bisogna crescere, bisogna migliorare, bisogna essere disponibili a correre un pochino di più. Ecco, io con tutti i posti dove ho avuto l'opportunità di lavorare, ho avuto anche gente che ha avuto fiducia in me e dandomi questi incarichi ho cercato di lavorare quotidianamente, ma che alla fine anno si potesse misurare quel qualcosina in più. Mi nasce da quel mondo in cui sono nato, io vengo da una famiglia che è di partita IVA e quindi se non migliori e non fai più uno, tu ti fermi e rischi anche di andare indietro. Allora ho sempre pensato che anche nel pubblico e anche nel mio lavoro si potesse fare e devo dire che col senno di poi i risultati C'è dicono che si riuscito può e ci fare. arriveremo un po' alla volta. Senta, dottor Froll, essere direttore generale di un'azienda ospedaliera come quella di Padova, che è un'azienda molto importante, con molti dipendenti, con molti professori, luminari, insomma, sotto l'aspetto della medicina, un direttore generale può prendere delle decisioni in assoluta autonomia, cioè domani mattina il
dirigente Flor dice io voglio fare questo, ha bisogno di sentire il parere di tanti oppure può anche fare questa scelta e dunque ne è sotto l'aspetto responsabile ma anche protagonista se le cose vanno bene? Se le cose vanno bene sei bravo, se le cose vanno male hai sbagliato tutto. Questo, no? Però la scelta è sua. Io credo che la caratteristica di un dirigente sia quello di saper fare le scelte, ma di farle. Se non fa scelte un dirigente prendendosi responsabilità, deve interrogarsi sul suo status di dirigente. Noi non possiamo demandare sempre agli altri la necessità delle scelte, alcune è meglio concordarle, ma nel senso di siamo d'accordo su questo punto di arrivo. A quel punto, quando l'obiettivo, il punto d'arrivo è concordato, le scelte quotidiane di percorso le devi fare. Nelle sue scelte hai mai sbagliato qualcosa? E se sì, cosa? Io ho cercato di sbagliare il meno possibile, certo che uno dice se tornassi indietro su cose puntuali, magari le farei nel modo magari con un po' più di relazione, con un po' più di calma, ma guarda, bisogna decidere, a volte bisogna decidere e perdere tempo in discussione infinita e continuare a rimettere in discussione le scelte, è quello che a volte ci blocca. Allora, quando si è concordato e si è fatta una scelta, poi bisogna avere il coraggio di portarla avanti, anche con determinazione, e bisogna ricordarsi che fare questo lavoro comporta spesso il no. A dire sì, sono bravi tutti. Quando uno fa il dirigente ogni tanto deve saper dire no, perché così è. E lei è stato capace di dire sempre no? No, sempre no, ma quando serve bisogna... No, sempre quando serviva. Quando ovviamente. serve bisogna dire no. Senta, e quindi nella domanda che l'ho fatto prima, qualcosa che non rifarebbe, se la ricorda, in particolar modo ovviamente in tutti gli incarichi che lei ha avuto dalla carriera di dirigente, insomma. Ma complessivamente non ho memoria di grandissime cose che non rifarei, di piccole cose magari fatte in modo diverso, ma non nella sostanza cose importanti. Io devo dire che accanto alla determinazione io sono sempre stato anche sufficientemente realista e quindi quando c'era da condividere condividevo prima. Senta, dottor Flor, un direttore di un'azienda, torno a ripetere, sia quella di Verona ma importante come quella di Padova, come ha detto lei, deve fare delle scelte. Quando un reparto ha bisogno di un primario, la scelta del primario è una scelta accaduta, cioè c'era il vice e di conseguenza ritorna primario quello che era vice perché il primo è andato in pensione o perché è stato trasferito, oppure la scelta di primari è una scelta che fa esclusivamente il direttore dell'azienda ospedaliera, oppure è la regione tramite l'assessorato della sanità a fare questa operazione? Guardi, la scelta è del direttore generale, solo che fino a qualche anno fa il direttore generale sceglieva tra chi era idoneo. Oggi invece c'è di fatto una graduatoria che viene fatta da una commissione. Il direttore generale o l'azienda che mette a bando il posto definisce che profilo deve avere il candidato. Per definire il profilo io utilizzavo quello che quel reparto ha fatto negli ultimi 5 anni, che personale c'è, che spazi ci sono, che attrezzature ci sono e che malati cura. E chiedevo alla commissione di scegliere il candidato che avesse le caratteristiche per quel posto, non che avesse caratteristiche estranee. Se noi dobbiamo cercare un professionista che sappia fare bene la parte destra, io pubblico un bando dove dico qui si fa la parte destra. Se abbiamo una chirurgia che fa il fegato, noi dobbiamo prendere uno bravo sul fegato. Se abbiamo una chirurgia che fa l'esofago, dobbiamo prendere uno bravo sull'esofago. Allora non c'è, secondo me, più trasparenza che pubblicare quello che quel reparto ha fatto negli ultimi anni, perché va sulla gazzetta ufficiale del bando ed è il profilo di fatto che deve avere chi coprirà quel posto. Io ho sempre preso
il primo che mi ha nominato la commissione. Senta, dottor Fror, adesso le faccio una domanda un po' delicata. È in pensione, quindi oggi le faccio tutte le domande possibili. Lei, se non vuole rispondere, mi risponda. Secondo lei, dove lei ha lavorato, tutti i primari hanno l'altezza di essere primari? Ma guarda, è ovvio che non siamo tutti uguali e non siamo tutti bravi uguali. Però mediamente la preparazione dei medici e dei primari che noi abbiamo, devo dire che è una preparazione adeguata, è una preparazione buona. Noi non abbiamo gente che non sa fare il suo mestiere. A volte non è neanche, se metti la persona giusta nel posto sbagliato, questo magari può andare in difficoltà. E allora dicevo, quando si seleziona una persona bisogna prendere la persona giusta per il posto giusto. Io di persone che non fossero all'altezza, devo dire, non ne ho avute e non ne ho trovate. Tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo avere un incidente di percorso, ma la valutazione mediamente si fa sull'attività di un anno. Non le ho fatto questa domanda a caso e mi spiego e le spiego il motivo di questa domanda. Perché nella sua carriera di dirigente è passato dall'intervento aperto, definiamolo, il corpo umano veniva aperto, all'intervento quasi robotico, cioè praticamente non si apre più l'uomo, si lavora con laser, si lavora un'altra, ovviamente la tecnica, la tecnologia cambia, migliora ovviamente. Ecco perché le ho fatto questa domanda, perché un chirurgo che ha sempre aperto la pancia, semplifico il ragionamento, dottor Fror, a un certo punto si trova con la tecnologia moderna di operarlo con il laser oppure con la robotica. È capace il chirurgo che ha lavorato per 20 anni aprendo la pancia ad avere lo stesso risultato? Era un'eccellenza in quel modo di lavorare, ad essere comunque un'eccellenza anche con la robotica? Ha capito sì, la domanda che le voglio fare? Cioè, l'ha capita? Se mi sono spiegato io, ho capito perfettamente. Allora uno non nasce imparato, ma deve essere disponibile a imparare. Allora nessuno di noi è nato che sapeva fare tutti abbiamo gradualmente imparato e ci siamo anche adeguati. Nessuno di noi è nato col telefonino. Oggi tutti utilizziamo il telefonino e lo utilizziamo tutti per quello che ci serve. Però non c'è il corpo umano che possiamo farlo. Lo so, però la medicina, la tecnologia, le nuove opzioni diagnostiche, terapeutiche, i sistemi chirurgici hanno fatto passi da gigante, un tempo non c'erano. Con il robot non è nato nessuno. Con la chirurgia laparoscopica nasce negli ultimi anni, anni 80 del secolo scorso. Oggi impensabile non fare chirurgia mini-invasiva, impensabile dove ha l'indicazione non fare robotica. Perché? Perché la gente va dove si fa, ormai la gente è informata, sa dove ci sono queste opzioni. Allora, un professionista che lavora 40 anni nel servizio sanitario, quello che ha imparato nel corso degli studi, e la sua esperienza sono due degli elementi che contribuiscono alla sua formazione. Poi c'è lo sviluppo della professione e questo avviene imparando sul campo, imparando attraverso corsi di addestramento, imparando l'introduzione di nuove tecnologie e nuove opzioni che ci sono, perché altrimenti uno resta vecchio di 40 anni. E noi vogliamo le cure del domani, neanche di ieri. No, tutto giusto, ma la mia domanda era, prima era un'eccellenza, lo sarà ugualmente con un'altra tipologia di intervento, con la laparoscopia oppure con la robotica? Era questa. Io non ho dubbi che quel primario era un leader e un'eccellenza in quel modo di lavorare, però se a un certo punto a una certa età, non più giovane, a 55, a 56 anni, poco prima di andare in pensione o a 60 anni, deve cambiare modo di intervenire, ecco, lì chiedo se sarà all'altezza. Quando in ospedale, in azienda si compra la nuova tecnologia, anche quando si comprano, i radiologi della mia età, quando hanno cominciato a lavorare, non avevano né la TAC né la risonanza. Oggi è impensabile una radiologia senza TAC o risonanza e hanno imparato a refertare TAC e risonanza. Il chirurgo è nato senza la chirurgia mini-invasiva ed ha imparato a farla.
È più lei facile dice però vedere magari che non le mani. tutti, magari non tutti. Sì, però è più facile vedere, io vedo i raggi, ho Guardi che capito, però più o meno insomma, è altrettanto no, che sia impegnativo sono Cioè, d'accordo, però l'evoluzione di queste tecnologie l'abbiamo vissuta. Quando compri qualcosa di nuovo c'è un periodo di addestramento. Chi vende, ti fornisce l'attrezzatura, l'apparecchiatura, ti dà un periodo di addestramento, così come i nostri chirurghi, vi ricordate, nel secolo scorso, quando io ero piccolino in azienda ospedaliera, andavano negli Stati Uniti per seguire i centri di trapianto. Sono rientrati in Italia e hanno cominciato a fare il trapianto, allora, certo, perché in Italia non c'era. Oggi si può fare in Italia quel percorso. la mia domanda era appunto nella scelta di decidere un primario al posto di un altro, viene fatta per le capacità. Lei mi ha risposto, i miei hanno tutti capaci per quel modo di lavorare, le ho chiesto se erano capaci anche nell'altro modo di lavorare, oppure se il secondo e il terzo era addirittura più bravo. Mi spiego meglio, dottor Flor. Lei è il medico primario di un reparto di chirurgia e lavora normalmente ed è un leader ed è un'eccellenza. Poi arriva la robotica, io che sono il quarto magari sono più bravo di lei a lavorarci perché ho più mano, ho più meno mano. Non so se se ho posto bene la domanda. Guardate, allora da quando è apparsa questa nuova tecnologia, che chirurgia mini-invasiva, robotica, non robotica, laparoscopica, non c'è un chirurgo che si sia sottratto alla novità. Certo, perfetto, è stato così. Devono adeguarsi. Per forza di adeguarsi. Ma guardate che non dobbiamo forzarli i chirurghi. Vado in pubblicità. Ci vanno di buona volontà e con entusiasmo. È la nostra chiacchierata per capire e anche per far capire la gente. Poi, all'inizio della pubblicità, le faccio un'altra domanda curiosa. Rimettete con noi a tra poco.